I cittadini del Veneto saranno presto chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere il nuovo presidente. Mentre la campagna elettorale entra nel vivo, il presidente di Assoartigiani, Giuseppe Sbalchiero, manifesta le aspettative delle piccole e medie imprese in vista dell'importante momento istituzionale. È inevitabile che l'elezione regionale sia per il mondo dell'artigianato un fatto importantissimo, e proprio per le deleghe che la Regione ha in materia di artigianato. E stiamo vivendo una situazione veramente difficile e sono convinto che la Regione dovrà avere un ruolo fondamentale per il rilancio e lo sviluppo delle nostre imprese artigiane nel Veneto, che sono una quantità enorme, nonostante anche qualche momento di défaillance, perché abbiamo visto i dati che ci portano a dire che abbiamo per la prima volta forse un saldo meno, seppur di poco. Il Veneto è sempre stato un mondo particolarmente attivo per le attività. La Regione anche negli anni passati ha dato dei notevoli contributi allo sviluppo del mondo dell'artigianato. È chiaro che in un momento come questo dobbiamo pretendere di più. Entrando nel dettaglio, quali sono le priorità da affrontare? Credo che la Regione debba continuare con le infrastrutture viarie e non solo quelle, perché è fondamentale riuscire a far circolare le merci bene, presto, perché è il primo grosso guadagno che avranno le imprese e anche i consumatori. Un secondo importantissimo problema, dove la Regione è sempre stata molto presente, è il credito. Oggi abbiamo degli strumenti nuovi, anche per obbligo di Banca d'Italia, e abbiamo i consorzi che sono diventati 107. Artigianfidi di Vicenza è uno di questi, vi do solo un dato. Artigianfidi garantisce 400 milioni di euro alle imprese artigiane e sappiamo quanto, come in questo momento, ci sia bisogno di credito. La Regione a questo appuntamento non può assolutamente mancare, anche perché i consorzi stanno rischiando molto di più in un momento di difficoltà come questo. C'è il problema delle aggregazioni, è fondamentale far crescere la professionalità delle nostre imprese artigiane, anche mettendoli assieme sulla promozione, sulla vendita, sulla commercializzazione. Un altro settore importantissimo è l'energia, per due aspetti. Il primo, pure importante, che è il risparmio energetico, ma il secondo è quello del rispetto dell'ambiente, del rispetto del luogo dove si lavora, del sito, con ambienti salubri, qualificati e con manodopera specializzata. Abbiamo un altro problema. Anche questo è fondamentale per riuscire a sopravvivere, la burocrazia. Venezia è diventata come Roma, non è più possibile lasciare in mano ai burocrati la gestione di tutto. Le domande stanno diventando difficilissime e i ritardi stanno creando disagi notevoli alle imprese. Un'attenzione particolare va sugli appalti. I ricorsi continui su qualsiasi appalto stanno creando danni enormi all'ente appaltante in termini di tempi, di risposte alla popolazione civile e anche all'imprenditoria, ma soprattutto con danno economico notevole. Appalti che partono da 10 arrivano a 20 solo per questi ritardi. Questa è una cosa su cui dobbiamo riflettere.